Possiamo dire di essere usciti dalla crisi? È passato il peggio? Sicuramente sì, l'andamento degli ultimi trimestri sicuramente ci dicono che stiamo proprio, no, riportandoci su valori importanti. Il peggio è passato, il Veneto è in ripresa e se qualcuno non se n'è accorto è perché la crisi è stata talmente profonda che per risalire la china ci vorrà ancora parecchio, ma dall'aggiornamento congiunturale dell'economia veneta di Banca d'Italia i numeri inducono all'ottimismo. L'industria cresce di circa il 2,6%, il terzo trimestre un po' meno, quindi si nota un po' il rallentamento connesso anche alla crisi dei paesi emergenti. Sui servizi c'è ancora, appunto, registriamo la crescita sia per quanto riguarda il commercio, il turismo è stata un'annata abbastanza positiva, sebbene i dati siano ancora provvisori, e anche i trasporti hanno risentito positivamente dell'aumento dei flussi di traffico sia delle merci che delle persone. Il settore delle costruzioni, uno dei più colpiti dalla crisi, è invece in una fase di stagnazione. A dare una boccata d'ossigeno sono le ristrutturazioni, male anche le opere pubbliche, ma sono diversi, come detto, i settori che confermano il segno più. Lei mi dice siamo usciti dalla crisi, siamo in un momento, direi, dove possiamo guardare con ottimismo al futuro per due motivi. Per esempio quell'aspetto fondamentale che riguarda la crescita dell'economia, che è l'attività di investimento, cosiddetta accumulazione di capitale, fenomeno che il Veneto già aveva visto, no, crescere nell'ultimo biennio, anche se al momento si è attenuato. E poi delle previsioni, di quelle che sono le previsioni non solo della chiusura dell'esercizio 2016 ma anche le prospettive del 2017. C'è stata una ripresa dell'occupazione? C'è stata una ripresa dell'occupazione, una crescita dell'1,2% in questo primo semestre. Non registriamo invece un calo dei disoccupati perché abbiamo più gente che torna sul mercato del lavoro dopo, considerato appunto il miglioramento della situazione complessiva, abbiamo un aumento della popolazione attiva, quindi un aumento della popolazione che cerca lavoro.